Buongiorno e ben ritrovati. Oggi parliamo dell'uso corretto di WhatsApp e SMS. Una cosa è certa, dopo l'introduzione dello smartphone è cambiata quasi radicalmente la nostra comunicazione, come è cambiato anche l'uso, come si è modificato direi, anche l'uso della lingua italiana. Secondo gli ultimi dati, oltre il 50% delle persone utilizzano per comunicare WhatsApp, mentre il vecchio e caro SMS è passato un po' in cavalleria. Dobbiamo però tenere presente che WhatsApp è uno strumento di comunicazione molto diretto e poco formale, per cui soprattutto nel rapporto di lavoro e soprattutto nella prima fase del nuovo rapporto di lavoro è preferibile utilizzare SMS e riservare WhatsApp in un secondo momento, quando ci saremo guadagnati un po' di confidenza. Molte persone credono che a differenza di una telefonata si possa scrivere messaggini a qualsiasi ora del giorno e della notte. Anche i messaggi hanno invece una loro fascia oraria a cui attenersi e quindi è importante rispettare l'orario di riposo delle persone. Mai inviare quindi messaggi prima delle 8 del mattino o dopo le 23, ma la fascia oraria più consigliata è dalle 9 alle 21, a meno che non ci siano delle urgenze oppure non ci siano degli accordi presi in precedenza. Attenzione poi che quando scriviamo un messaggio dobbiamo stare molto attenti alla grammatica e evitare possibilmente le abbreviazioni troppo eccessive perché danno un'immagine poco seria di noi. L'unica abbreviazione che è consentita in caso di emergenza è scrivere RIS con la doppia S, che vuol dire rispondimi subito. Le abbreviazioni di per sé sono più per i giovani, anzi per i giovanissimi, ma attenzione che anche tutte quelle abbreviazioni che in qualche modo parlano di sentimenti, e faccio degli esempi, TA, TVB, TOD, TXS, quindi amore, affetto, odio, amore per sempre, è meglio sempre non scriverle in abbreviazione, ma piuttosto dirle a piene lettere. Anche le varie emoticon o emoji è bene utilizzarle solamente per i familiari e per gli amici, non certo nell'ambiente di lavoro. Negli ultimi anni ha preso piede una nuova forma di comunicazione che sono i messaggi vocali. Talvolta durano anche più di 2 minuti, praticamente tengono in ostaggio chi li deve ascoltare e magari può creare anche un certo imbarazzo perché non conoscendo né il contenuto e nemmeno il tipo di urgenza si devono ascoltare alla presenza di altre persone. Quindi diciamo che i messaggi vocali, se per il mittente possono essere anche comodi, sicuramente non lo si può dire per il destinatario. E quindi a questo punto dobbiamo anche tenere presente che mettiamo al primo posto le nostre esigenze piuttosto che quelle degli altri, esattamente all'opposto di quello che è l'essenza delle buone maniere. Altro nemico giurato della nostra intimità sono i gruppi WhatsApp. Ormai se ne creano di tutti i tipi e vanno molto di moda. Se fossero usati con parsimonia e coscienza sicuramente sarebbero una buona soluzione organizzativa, ma purtroppo così non è. Ai messaggi e alle mail è sempre cortese dare comunque un riscontro, una risposta. Può essere un semplicissimo ok, ma parlando di buone maniere è preferibile scrivere semplicemente anche un grazie, senza lasciare nel limbo comunicativo chi ci ha scritto. E dal canto suo chi non riceve risposta non deve insistere, a meno che non si tratti di un motivo di lavoro e in tal caso può caldeggiare una risposta anche per telefono. Ricordiamo inoltre di non intasare i telefoni dei nostri amici con fotografie e video, che se la prima volta può anche essere simpatico, a lungo andare diventa veramente un atteggiamento invadente e poco gradevole. Da non mandare poi mai gli auguri in serie. L'augurio deve sempre essere personalizzato, meglio eventualmente con una telefonata vera, più calda e personale. I messaggi, almeno i primi che ci scambiamo, è bene firmarli. Inoltre, quando inviamo un messaggio non premiamo invio ad ogni riga perché diventa un po' pesante per chi li riceve. Se invece abbiamo una comunicazione piuttosto lunga, scegliamo di mandare una mail. Oppure se abbiamo necessità di una risposta veloce, facciamo una telefonata. Attenzione che comunque SMS ed email sono considerate comunicazioni poco eleganti e prive di formalità, per cui da non utilizzare soprattutto per invitare ad eventi importanti. Ecco quindi gli ultimi 2 consigli. Possiamo diramare inviti con questi mezzi, purché però siano inviti molto semplici tra amici,
però ovviamente una telefonata oppure fare l'invito di persona sicuramente è molto più gradevole e molto più gentile. Non serviamoci invece di questi mezzi per esprimere sentimenti di condoglianze, porgere delle scuse, rinviare un appuntamento d'affari o di cuore o ringraziare per eventi importanti a cui abbiamo partecipato. Attenzione poi a non usare mai questi strumenti, ma neppure lettere o telegrammi, per dire addio. Avventura estiva, matrimonio o adulterio che sia, l'unica maniera garbata e onesta per chiudere una storia d'amore è guardare gli occhi l'altra persona senza vigliaccheria.